Un giro tra i punti vendita che tengono chiuso la domenica per scelta o per forza. La proposta di Domenica No Grazie Veneto è stata accettata da un liberalizzatore DOC, Luciano Cimmino, parlamentare napoletano di Scelta Civica, imprenditore, componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Strenuo sostenitore del decreto Salva Italia di Monti, che non pone limiti alle aperture domenicali e festive delle attività commerciali, il deputato ha ascoltato i no al lavoro festivo di commesse, commessi, titolari di negozi, direttori di ipermercati, come questo di Marghera, dove si è scelto di non aprire la domenica per non avere dipendenti demotivati e con il muso lungo. Questo sicuramente sì, noi vogliamo che i nostri collaboratori siano sempre disponibili e facciano questo lavoro con estrema entusiasmo e un'estrema facilità. Felici di lavorare, però felici anche di avere il loro tempo a disposizione con la famiglia. A pochi chilometri di distanza l'incontro del deputato con i piccoli negozianti esasperati dalla liberalizzazione delle aperture. Hanno dovuto assumere nuovo personale, i costi generali sono aumentati del 35%, ma il fatturato è sceso del 10%. Dati che non fanno altro che rafforzare lo staff di Domenica No Grazie Veneto e Italia. Per la portavoce Tiziana D'Andrea si deve tornare a un massimo di 12 aperture domenicali all'anno, escluse le festività e con deroghe solo alle vere città d'arte. Stiamo fermi su questa posizione, mi auguro che Cimmino ci venga incontro. Per adesso stiamo cercando di confrontarci con molta serenità, con grande disponibilità da una parte e dall'altra per vedere se si può trovare un punto che magari avvicini. Molto difficile che le posizioni arrivino un giorno a combaciare, riconosce il deputato Di Monti. Intanto Commissione parlamentare e mondo del commercio attendono il rapporto Istat che presenterà il quadro di costi e benefici delle aperture domenicali e festive.